TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel pomeriggio di oggi il territorio comunale di Pieve di Soligo è stato colpito da un violento evento meteorologico che ha provocato danni a strutture produttive, abitazioni private e infrastrutture pubbliche. Forti temporali si sono abbattuti nella zona della Pedemontana tra Sernaglia della Battaglia e il Vittoriese. Alcuni edifici tra Pieve di Soligo e Farra di Soligo hanno subito danni alle coperture a causa di una sorta di tromba d'aria. Inoltre è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 51 di Alemagna dal chilometro 20,400 al chilometro 21,700 in località Fadalto, nel comune di Vittorio Veneto. Lo riportano le testate locali. Stiamo monitorando da vicino con le autorità locali e la protezione civile regionale lo stato dell'emergenza. Le verifiche sui danni sono in corso e verranno avviate, laddove necessario, le opportune procedure per richiedere lo stato di emergenza e l'attivazione degli strumenti di supporto ai cittadini e alle imprese danneggiate. Ringrazio fin d'ora i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, i tecnici e le forze dell'ordine per l'immediata operatività, ha dichiarato, in merito al maltempo abbattuto a Pieve di Soligo, il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia. Cambiamo argomento. Una nuova opera di collegamento per migliorare la viabilità sulla strada provinciale 102 a Castelfranco Veneto. Oggi la provincia di Treviso e il comune hanno inaugurato la pista ciclopedonale realizzata lungo la Postumia, che connette via Loreggia di Salvarosa e via Monte Belluna, un intervento che consente di mettere a disposizione della comunità un percorso protetto e ben illuminato, agevolando anche gli spostamenti in prossimità della scuola media Saviana e dell'Istituto Scolastico Superiore Sartor. L'opera, dal valore complessivo di 900.000 euro, è stata finanziata per 250.000 euro dalla provincia di Treviso, nell'ambito dei bandi viabilità dedicati ai comuni per agevolarli nella realizzazione di lavori di riqualificazione viaria, e per 650.000 euro con fondi propri del comune di Castelfranco Veneto. Ed è stata presentata venerdì scorso in comune a Valdobbiadene la nuova progettualità per la formazione e valorizzazione di persone con disabilità, frutto della collaborazione tra il Servizio Disabilità Adulta, Servizio Inserimento Lavorativo SIL dell'ULSS 2, con l'amministrazione comunale di Valdobbiadene e la rete Dream Builders, composta da varie cooperative del territorio. Nello specifico, il laboratorio avviato a Valdobbiadene il 18 luglio, che si concluderà ad ottobre con la possibilità di rinnovo, coinvolgerà sino a 4 persone di età comprese tra i 25 e i 50 anni, che hanno accettato la sfida di intraprendere un'attività del tutto nuova, mettendo a disposizione le proprie capacità per un obiettivo concreto, la digitalizzazione documentale di pratiche del settore anagrafe del comune. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.